I dati sono preoccupanti, ogni giorno di più. D'altra parte vediamo che ogni giorno aumentano i contagi, quindi non è che il calcio sia avulso da questa situazione. Non solo le grandi squadre, anche il calcio dilettantistico è alle prese con il Covid ed il caso del Baselghelle non è che l'ultimo dei tanti. Noi abbiamo già rinviato una quarantina di partite di prime squadre e sono tante. Io credo che ci superi solo la Lombardia, purtroppo. Un problema che, tranne ad oggi quella di Rovigo, tocca tutte le province del Veneto. Ha iniziato Venezia con il Caorle, poi l'esplosione di quarantene nella Marca. Un'altra delle prime è il Conegliano, che adesso ha finito, se Dio vuole, la quarantena e ha ripreso. C'è il Cornuda, per dire, nel Trevigiano. Un'altra delle prime il Borgorico, l'Arcella nel Padovano. Il timore del contagio, anche solo dell'isolamento fiduciario in caso di positivi nella squadra, sta portando a molte defezioni nel calcio dilettanti tra i giocatori, ma anche tra gli arbitri. Partite IVA, se pensa a coloro i quali lavorano in ditte piccole e che rischiano, una volta era un divertimento, adesso è un rischio, e quindi capisce che tante defezioni ci sono, tanta gente non vuole più andare a giocare per non rischiare il posto di lavoro. Gli stessi arbitri hanno chiesto, parecchi arbitri hanno chiesto congedo per gli stessi motivi. A creare problemi, continua il presidente veneto di FIGC e Lega Nazionale Dilettanti, è soprattutto la normativa sull'isolamento fiduciario. Io credo che questo isolamento fiduciario debba essere rivisto, debba essere ridotto, altrimenti qua chiudiamo tutto.